Noi vogliamo un'iniziativa larga, trasversale, che ribadisca l'esigenza di uno sviluppo fondato sulla legalità, il rispetto delle leggi e il rispetto della trasparenza, perché altrimenti c'è uno sviluppo fondato sulle dinamiche ricattatorie, sul contrasto alle aziende oneste, sulla presa del nostro territorio. Si profila un fronte ampio e rappresentativo al presidio congiunto contro tutte le mafie lanciato da CGIL Cislewil Venezia in piazza Garibaldi ad Eraclea. La manifestazione si terrà lunedì prossimo dalle 17:30 e vuole ribadire l'importanza della legalità e lanciare un segnale forte di sensibilizzazione di fronte a ciò che non è più un rischio, ma una realtà anche in Veneto e nel veneziano. Purtroppo ancora oggi un residente su due in Veneto pensa che il fenomeno della criminalità organizzata, delle mafie, non interessi la nostra regione, non interessi il nostro territorio. Invece abbiamo visto come questo è molto presente, come sono altissimi i reati che hanno a che fare proprio con la criminalità organizzata. L'attività della criminalità organizzata è un fenomeno complesso che richiede una collaborazione ampia e decisa su più fronti ed è la prima volta, dicono i segretari provinciali delle 3 sigle sindacali, che si costituisce un fronte così largo su un tema così significativo, una composizione ampia e trasversale che affianca ai sindacati praticamente tutte le associazioni delle categorie economiche. Chiediamo ai cittadini di essere con noi perché serve uno sviluppo economico del territorio veneziano diverso da quello che hanno in testa le mafie, diverso da quello che ha in testa la criminalità organizzata e che tutte le forze sociali e le forze economiche insieme possono costruire.